Giappè, buonasera. Buonasera, chi siete? Sono Lorenzo di Aversa, Giappè. Ah, buonasera. Come state, Giappè? Non c'è male, voi state bene. Non c'è male, Giappè. È un onore e un piacere a sentire la vostra voce. Giappè, è un piacere è mio, Giappè, entrare nella vostra trasmissione. Un abbraccio fortissimo a Pasquale, mi dispiace molto che non si sente bene, Giappè. Un po' la mola andursana. Ma non ce la fa manca a dire mezza parola, Giappè. Come? Non ce la fa manca a dire mezza parola. Chi si è dormito proprio? Addirittura. Forse il dolore è forte, Giappè. Sì. Giappè, ma che si sente, Giappè? Che c'ha proprio? Cioè, questo non è non per sapere. Giappè. Giappè. Dato che Pasquale non può parlare, no? Sì. Fatto a capire e vi risponderei. Che non sono cazzo che vi riguardano. Sì. Ma volevo chiedere, ma Pasquale, quale mola ci fa male? Che le coppe che le sotto? Sentite, mi fate la cortesia, mi salutate bene. Non mi mettete a condizione e essere discostumato. Io mi raccomando a vostra moglie, perché poi, quando i botto d'uomo non banda niente, hanno essere fermi, che hanno perché parte la questione. Giappè. Capitemi bene che vi sto dicendo. Ma detto, quando l'uomo non banda niente, sono che fermi che pigliano la questione. Vabbè, comunque poi passa a mia voce, però voglio dire una cosa, siete un ballo fedente di merda, sì. Voi siete una samenda e fate schifo, e vado a fare cortesia, la trasmissione mi date la mano e giù. E si vede capire pure una cosa a mo'. Uscite fuori. State buono. Veramente che ci volesse ne rompere un cazzo, sti cristiani. Io vi chiedo scusa se io mi sento mortificato, perché io non vi ho detto niente di male. È un'offesa troppo assai che mi hai da fare. No, è un'offesa troppo assai. Ma cosa vi ho detto? Ricordatevi all'ultima culturale, ma ci aveva proprio davanti a bocca. Ma io l'accetto pure. Stiamo a posto. Ma per me è già finito. Signore, voi comandate più vostro marito. Non ho capito. Signore, voi comandate più vostro marito. Sì. E azzeccateci un buffetone. Ma ti posso dire? Non voglio sentire niente, sono radio zitto. L'uomo manco sa da mortificare assai. Sì, vabbè. Dite. Ma io ho offeso a te, mio marito. Signore, sentite la legislazione un'altra volta. Che cosa? Sentite la legislazione. Sì, ma sento. Sentite aver liberito vostro marito come si è allariato in cuore a me. Ma perché questo non ci ho permesso a nessuno. Io ricordavo di pigliare frate e frate e faccio capo e capo e botto in un cabinetto proprio. E che l'ha fatto frate? Avete capito? E che l'ha fatto frate? E senza offesa mi dico una sì e ci mette la coppa. Che non state sbagliando voi? No, non sto sbagliando niente. Chiede scusa. Giappè, se permettete, volevo chiedere alla scuola se aveva sentito io cosa ho detto, che voi vi siete offesi. Sentite, voi avete sentito la legislazione un'altra volta. Giappè, ma facete... Ma c'è la legislazione c'è stata finita oggi. Non mai da fare un misto stanotte. Sentite, ma voi non dormite sicuro stanotte, non dormite perché troppo venga a servizio. Che fa? Che facete, Giappè? Voi troppo dormite per sempre, dormite. Sì, beh. Perché, Giappè, che vuol dire morire per sempre? Voi troppo dormite per sempre, ricordate. E perché, Giappè? Vi venga a servizio. E Giappè, io volessi che da stesso presidente venissi in diretta. Il presidente vi piglio il carofano, volesse e poi metto in bocca. O carofano? Perché il presidente lo sa fa. Ma Giappè, ma io non vi volevo offendere. Io non vi offendo perché sono un signore, però vi dico solo che si dà accoppatura una monnezza. Quello, Giappè, io voi loco. Non mi permette di dire parole volgari. No. Io vi dico solamente che voi siete o fugna tutta la chiave. Che fugna è volgare? Comunque, Giappè, io vi ringrazio. Non mi permette di dire parole, perché a questa radio non si dice le parole. Comunque, Giappè, io vi ringrazio. Io mi sono dicendo così, sono 18 anni che sono a questa radio. Nessuno si è mai permesso di mi offendere direttamente di questa maniera. Ma ricordavo una cosa, vai a lasciare quel cucchiaio in due peti.
Cioè, beh, non scordate che io sono sempre una guardia e vi chiamo una botta di pistola in pronto. La guardia, sentite, io la vostra pistola, la vostra pistola, la uso per prelunga e mi vado a fare una pisciata in dovizia. Scusate, scusate, avete mangiato alla pippa, non potete pure al vigilino. No, cioè, beh, la verità proprio non la già mangiato. Uscite fuori, uscite fuori. Si dà un pezzo di cristiano, fuori. Tutto fuori, forza, fuori, di soletto, fuori.